Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire le notizie, aggiornamenti e soprattutto eventi in Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da un evento attesissimo, ovvero la tappa del Giro d'Italia in arrivo domani, venerdì 24 maggio in Friuli Venezia Giulia. Saranno in tutto 157 km di tappa. Saremo a tifare dalle ore 13 con la partenza per questa tappa Mortegliano-Sappada. Tutte le località si sono già vestite a festa anche per l'occasione. Ma andiamo a parlare subito del percorso. Con noi c'è Paolo Urbani, project manager della tappa in Friuli Venezia Giulia. Dopo la riunione di oggi abbiamo perfettamente il quadro della situazione, pertanto tranne per quello che riguarda la strada vecchia di Paolaro che è oggetto di una sistemazione dopo le frane che ci sono state in questi giorni, tutto il resto del tracciato è perfettamente in ordine, stiamo facendo gli ultimi dettagli, gli ultimi lavori. Ricordo a tutti che la tappa partirà da Mortegliano all'1 circa del pomeriggio e arriverà verso le 5, 5 e mezza in quel di Sappada a seconda della velocità dei corridori. La tappa naturalmente sotto profilo ambientale è veramente stupenda, io credo che sia la più bella tappa che abbiamo disegnato in questi anni sotto profilo anche del vedere dei panorami eccezionali e del fatto che attraversiamo il tagliamento più volte, arriviamo alle sorgenti del Piave e quindi abbiamo tutta una serie di punti veramente bellissimi e io credo che la gente si riverserà in massa se, come mi auguro, sarà una giornata di bel tempo. È chiaro che ci saranno alcuni divieti, in particolare dalla parte friulana. All'1 verrà chiusa la strada verso Sappada a Comeglias e pertanto da quell'ora nessuno potrà accedervi tranne quelli che vi accederanno o a piedi o in bicicletta. Il servizio dei parcheggi da Sappada fino a Rigolato è garantito comunque in mattinata, ci sono quasi 2000, anzi oltre 2000 parcheggi a disposizione, ci sarà un servizio di bus navetta a partire dalle 8 fino alle 12.30 e naturalmente dopo la conclusione della gara alle 18.30 in poi fino alle 22.30 per il rientro. Pertanto siamo pronti e operativi sotto ogni aspetto e io auguro a tutti buon giro. Buon Giro d'Italia, ci saremo anche noi di Radio.0 ad accompagnarvi con le voci di Gianpietro Cappellazzi da Mortegliano e Tiziano Gualtieri da Sappada, quindi collegati domani dalle 13 perché vi racconteremo di più dalle emozioni anche di questa tappa in Friuli Venezia Giulia. Continuiamo a parlare di eventi perché in questo fine settimana si prepara a partire anche una nuova edizione di Cantine Aperte. In questo ultimo fine settimana di maggio potrete degustare gli eccellenti vini regionali ed entrare in contatto con la storia dei viticoltori che da sempre animano anche la nostra terra con il loro paziente lavoro, uno dei territori di eccellenza per scoprire anche la viticoltura italiana, tutta da scoprire appunto ed assaporare. Ne andiamo a parlare con Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, e Linda Basile, direttrice del Palmanova Village, dove si è svolta anche l'anteprima dell'evento. Siamo qui al Palmanova Village per l'anteprima di Cantine Aperte, 31esima edizione che si svolgerà il 25 e il 26 maggio, quindi l'ultimo weekend di questo mese e che coinvolgerà circa 78 cantine. L'associazione Movimento Turismo del Vino ne ha 100 cantine che credono nell'enoturismo, che credono nell'accoglienza e che sono una squadra fortissima perché oltre a Cantine Aperte, le degustazioni, le visite in cantina, ci saranno tantissimi eventi culturali, ci saranno anche possibilità di picnic in vigna, speriamo nel bel tempo e soprattutto siamo felici oggi in questa cornice colorata di stringere questa sinergia col Palmanova Village che ci sta ospitando. Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership con Movimento Turismo del Vino FVG che ci ha permesso appunto di ospitare l'anteprima di quello che è a tutti gli effetti l'evento dell'enoturismo più amato nel nostro Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi appunto si svilupperà qui l'anteprima, ci sarà la possibilità per i nostri ospiti di degustare alcuni vini di 10 delle cantine che poi apriranno le porte nel prossimo weekend per l'evento diciamo ufficiale di Cantine Aperte. Per cui, ripeto, ancora una volta un grande legame tra quello che è Palmanova Village e il nostro territorio che ci ospita e soprattutto delle esperienze uniche ed esclusive e temptatori al di là dello shopping che ovviamente rimane il nostro core business. Ma gli eventi non si fermano qui, Aquileia si prepara a risplendere con uno spettacolo senza precedenti. Il maestro Riccardo Muti dirigerà venerdì 14 giugno alle 21 l'orchestra giovanile Luigi Cherubini di Ravenna all'interno della Basilica Patriarcale di Aquileia, regalando ai presenti un'esperienza musicale indimenticabile. Ne andiamo a parlare insieme al presidente della formazione Aquileia Roberto Corciulo e al dottor Marco Manin, regista di questo appuntamento. Allora, noi abbiamo un grandissimo orgoglio di ospitare questo evento straordinario per Aquileia, Concerto per la Pace col maestro Muti, un evento unico
che è nel solco del processo che abbiamo avviato con i festeggiamenti dei 25 anni che abbiamo avuto il 5 dicembre dello scorso anno, e il messaggio di pace, un messaggio che si innesta in quello che è il messaggio che l'UNESCO porta avanti, ovvero quello di preservare il patrimonio che ci è stato consegnato, consegnarlo ai giovani intatto, valorizzandolo, e quindi crediamo che in questo momento in cui il mondo è in un momento particolare, parlare di pace, parlarne in maniera forte con questo tipo di eventi sia un qualcosa di importante e di fondamentale proprio nel percorso che il sito UNESCO di Aquileia, con tutto il sistema Aquileia che vede comune, fondazione, basilica, museo archeologico, porta avanti in maniera molto forte da un po' di tempo. Sì, indubbiamente un concerto molto importante, vista anche la location scelta per l'evento, non all'esterno ma all'interno della Basilica, una località sicuramente molto impegnativa dal punto di vista organizzativo, che potrà ospitare l'orchestra Cherubini con il maestro Riccardo Muti. All'interno comunque ci sarà la possibilità di poter accedere, e all'esterno ci sarà un grande schermo per i visitatori, circa 900 posti. Il programma scelto dal maestro è anche un programma molto particolare, dedicato proprio ai legami culturali tra Austria e Italia. La cornice di Aquileia offre dal punto di vista della regia televisiva anche molte opportunità, sia per l'utilizzo di effetti luce e anche di varie inquadrature che saranno utilizzate per le riprese, per la regia televisiva. Ingresso gratuito, le prenotazioni sono già aperte, vi invito a scoprire di più anche sul sito della Fondazione Aquileia. Noi chiudiamo ancora con il saluto di fine mandato del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino. Diciamo che è arrivato il momento, no? Uno non avrebbe mai pensato, il momento è arrivato, ed è un momento da una parte anche del bello, nel senso che torno in famiglia e ne ho assolutamente bisogno di stare con mia moglie e i miei bambini, dall'altro però chiaramente c'è tante cose che si sono fatte, ma soprattutto tante relazioni, tanti affetti, tante amicizie in una città che ormai insomma è quasi difficile definire la mia seconda città, nel senso che tengo molto a Verona, ma insomma il lavoro è stato meraviglioso perché questa città, questo porto avevano e hanno delle opportunità incredibili e si è cercato di coglierle. Secondo me ce ne sono ci sono tante altre cose che in continuità con quello che si è definito si possono portare avanti, verranno sicuramente portate avanti. Abbiamo tantissimi progetti in corso, tantissimi cantieri, avremo da qui a 2 o 3 anni un porto e anche Monfalcone totalmente rinnovati, e quindi sono opportunità incredibili, soprattutto poi in quella integrazione con la logistica e con l'industria, che è una caratteristica fondamentale di quello che abbiamo fatto. E penso che anche a livello personale andarsene è proprio legato chiaramente solamente al tema di eventuali cose belle fatte dal punto di vista del porto, ma soprattutto da questi rapporti umani che si sono creati a livello professionale, che poi erano la caratteristica fondamentale del modello che abbiamo voluto applicare. Penso e spero che questo modello continuerà anche dopo di me. Grazie a Zeno D'Agostino per i suoi saluti anche ai nostri microfoni. Il nostro appuntamento con Info FVG si chiude qui. Grazie per essere stati con noi, ci risentiamo tra poco ancora con le notizie.